È una delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie di cui oggi viene celebrata la giornata, forse il più innocente di tutti, assieme a Stefano Pompeo, 10 anni di Favara, ucciso per errore nel 99. Lui è Giuseppe Di Matteo, rapito, torturato, ucciso e il corpo sciolto nell'acido. Aveva appena 12 anni quando il 23 novembre del 93 venne sequestrato al maneggio di Altofonte da un gruppo di mafiosi che agivano su ordine di Giovanni Brusca, allora latitante, boss di San Giuseppe Iato, l'uomo che premette il telecomando per uccidere Falcone, la moglie e 3 agenti di scorta. La sua unica colpa, quella di essere il figlio di Santino Di Matteo, boss pentito di mafia, un modo per spingerlo a ritrattare. Giuseppe passò da una prigione all'altra, anche nell'Agrigentino, nelle campagne di Cammarata in particolare. A rivelarlo Luigi Butrone, boss di Porto Empedocle, il quale dichiarò di essersi recato più volte a Cammarata per incontrare il capomafia del paese, Angelo Longo, nella cui masseria tra Cammarata e Casteltermine appunto trovò ospitalità il piccolo Giuseppe. A custodire il piccolo, sempre secondo il racconto di Putrone, esponenti agrigentini quale Giuseppe Gambacorta ed anche Gerlandino Messina, che prese in consegna il bambino e lo portò in una casa vicina a Cianciana. Le chiavi della casa le aveva proprio Longo e lì il bambino è stato tenuto per un lungo periodo. Per questo delitto, per avere tenuto in custodia il piccolo Di Matteo, il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo ha chiesto la condanna all'ergastolo proprio per Angelo Longo, 51 anni, arrestato nell'operazione antimafia Camarat. Longo è già stato condannato il 20 ottobre 2012, a conclusione del giudizio abbreviato, a 13 anni di reclusione, ma per associazione mafiosa, ed è stato assolto dall'accusa secondo cui sarebbe stato tra i carcerieri del ragazzino. Adesso in Corte d'Appello la Procura Generale ha chiesto una seconda volta la condanna all'ergastolo per Angelo Longo, per mafia e per il sequestro di Di Matteo. E ancora 5 anni per Salvatore Giambrone, assolto in primo grado, chiesta la conferma della sentenza di primo grado e 10 anni ciascuno di reclusione per Mariano Gentile, Calogero Scozzero, Vincenzo Giovanni Scavetto, Francesco Baiamonte, Vitale Salvatore Collura, Salvatore Costanza e Giuseppe Di Piazza. Poi 18 anni a Vincenzo Di Piazza e 2 anni al pentito Giuseppe Salvatore Vaccaro. Chiesta la conferma della soluzione per Giovanni Chianetta e Salvatore Fragapane, accusato dell'omicidio di Costantino Losardo.